Ciao ragazzi, quella che vedete laggiù è Villa Angeli, uno degli edifici storici simbolo di Pegognaga qui nella pianura mantovana, che il 13 e 14 aprile prossimi ospiterà la prima tappa della rassegna dei caseifici del Parmigiano Reggiano dell'Oltrepo mantovano. Una vera e propria celebrazione di questo prodotto che è un vanto del Made in Italy agroalimentare e una rassegna alla quale parteciperanno tutti i 19 caseifici del comprensorio mantovano. Ma che cosa c'è dietro questo mondo? Perché il formaggio lo conosciamo tutti, ma qual è il dietro le quinte? Il pregio di questo prodotto di grande eccellenza è fatto dalla simbiosi di tanti fattori. Primo fra tutti ovviamente il rigido disciplinare di produzione, ma poi c'è anche una storicità inconfondibile e molto altro ancora. E per me qui a Pegognaga c'è un elemento in più, ed è la forte considerazione del valore del fattore umano, che ha trovato nella cooperazione un po' la consacrazione di questo spirito, che a sua volta ha radicalmente trasformato non soltanto la concezione stessa di cooperativa, ma anche la vita delle aziende che si sono associate. E il volto dell'agricoltura di questo territorio è radicalmente cambiato. Cos'era l'agricoltura qui fino a 30-40 anni fa? Chi erano gli agricoltori e allevatori? Qua erano piccole aziende familiari, sicuramente quasi tutte associate in piccoli caseifici con l'obiettivo di crescere e basta. Probabilmente ancora non si era capito qual era la grande forza che avevamo, quella di stare insieme. E la molla è stata quella che qualcuno ha capito, probabilmente, e noi eravamo inconsapevoli, che c'era una forza che non era stata espressa. L'ha capito probabilmente il parroco del paese, l'ha capito le persone, i tecnici che ci hanno aiutato. Hanno preso questo gruppo di ragazzi che non erano i titolari di azienda, hanno detto provate a stare insieme e vedete cosa succede. Questo è quello che ci ha fatto capire all'inizio che attorno a un tavolo eravamo davvero una forza. Inizialmente la cooperativa nasce e siamo rimasti insieme come gruppo esclusivamente di Pegognaga per acquistare insieme le merci. Questa è stata la partenza. Poi sono successe tante cose, alcune cose particolari negli anni che ha fatto capire che potevamo allargare il nostro gruppo. Io ricordo nei racconti, che io ero molto piccolo, però nei racconti di chi c'era prima di me, che ci fu ad esempio la grande questione delle quote latte, tutto quel mondo che si è distrutto. C'è stato un prima e dopo quote latte probabilmente nel nostro mondo, e lì ci ha fatto capire che c'erano agricoltori anche di Gonzaga qua attorno che avevano gli stessi nostri problemi, e quindi sono stati coinvolti, abbiamo capito che erano come noi e abbiamo cominciato a credere anche loro nella forza della cooperazione. Sicuramente non è stato facile, ma ci siamo dati una regola che è quella che chi volesse partecipare alla cooperativa non avesse vincoli, e quindi non dar vincoli alle persone, quindi dare delle costrizioni, è stato il nostro cavallo di battaglia, che tuttora oggi lo è, quello di essere liberi, di acquistare, di partecipare, di venire. E questo è stato uno stimolo probabilmente per chi ha amministrato la cooperativa, ma è stato anche secondo me un elemento dove ha colpito molte aziende agricole fino ad oggi. Nel 1992 i fondatori erano 11, oggi i soci sono circa 130, quindi un piccolo esercito che ha scelto di aderire alla volontà di rappresentarsi anche attraverso la cooperativa. L'obiettivo è rimasto sempre quello, ovvero migliorare la qualità del prodotto, e a questo servono i tanti corsi formativi di cui parleremo tra poco. Questa è servita alla modernizzazione degli impianti, ovviamente indispensabile, la capacità di creare nuovi sbocchi di mercato e così via. Ma questo sta alla base di qualsiasi azienda che cerchi di sviluppare una politica di crescita costante. Quello che fa la differenza, secondo me, è stato proprio il fatto che in molte persone che lavorano nell'ambito del Parmigiano Reggiano, qui in questa zona, c'è un qualcosa che parte da molto più in là, ed è un qualcosa che parte addirittura da dentro. Ma quando lei varca il portone di questa latteria, Sì. che cosa prova e che cosa ricorda? Ricordo l'infanzia perché io ho cominciato da bambino a giocare nelle costruzioni di questi stabili. Giocavo col figlio del casaro, col figlio degli altri agricoltori della zona, e da allora c'è questo legame proprio affettivo anche con le strutture, con tutto,
e sei nato con questa tradizione, con questa cultura, ecco, del parmigiano reggiano come ricchezza del nostro territorio, ricchezza della nostra famiglia, come vanto, perché alla fine è un prodotto di cui noi siamo orgogliosi e che ci portiamo da generazioni. Il nonno, il papà, gli zii hanno sempre fatto questo lavoro. Mio nonno è stato presidente di questa latteria per oltre 40 anni, per cui c'è un legame affettivo, ecco, un legame di sincera affezione a questo straordinario prodotto. Ecco. L'ha visto cambiare il parmigiano in tutti questi anni? C'è stata un'evoluzione, ma sempre legati alla tradizione e a quello che era la nostra cultura, la nostra filosofia, ecco, quello di fare un prodotto che segua le tecnologie nuove, la modernità, però sempre fatto con il buon latte, il sapere dei nostri casari e l'affetto che tutti noi ci mettiamo. Chi viene qua e fa un giro capisce subito l'emozione che trasmettono e le sensazioni che trasmettono queste forme, per cui è giusto che le persone si avvicinino e che vivano la nostra realtà toccandola con mano. Qua dietro una forma di parmigiano reggiano c'è una società, un modo di vivere, un modo di pensare che penso che possa essere ancora importante da portare avanti. Ma lei quante forme ha marchiato a vita sua? Io in un calcolo approssimativo penserei sui 15 milioni di forme in 40 anni. Lei è l'uomo del fuoco. Sono l'uomo del fuoco e del fumo, perché fa anche fumo e fa fiamme e fuoco. Hanno un fascino questi luoghi, Carlo. Sì, hanno un fascino, un profumo di tradizione, di cose ancestrali, antiche, insomma. E spero che continui ancora così per parecchio tempo. Quello che hanno realizzato qui a Pegognaga, coinvolgendo comunque altre realtà confinanti o comunque ricadenti nel comprensorio del parmigiano reggiano, è un qualcosa che secondo me ha tutti i crismi per poter assurgere al ruolo di modello aziendale e socio-economico. Perché questi si sono messi insieme per trovare delle risposte e delle soluzioni a dei problemi contingenti che riguardano il loro settore, primo fra tutti, o uno tra i più importanti sicuramente, è quello del ricambio generazionale, che loro hanno deciso di prendere di petto attraverso la formazione, ma non intesa soltanto in senso didattico. Anche qui c'è qualcosa che va ben oltre e che riguarda direttamente la persona, il giovane in questo caso, quello che decide di investire nell'azienda magari di famiglia ereditata dal padre e dai nonni e che si trova a dover gestire un futuro tutto da costruire, vista la forte evoluzione che comunque sta caratterizzando questo mondo. Ebbene, anche qui la formazione non si basa soltanto sui criteri guida da un punto di vista tecnico, c'è un qualcosa che traborda, o meglio, parte da molto prima e da molto internamente, perché si basa su dei presupposti anche umani che a loro volta richiamano dei valori che non sempre non si insegnano, ma che addirittura non sempre si ricordano. Il ricambio generazionale sarà fatto se la nuova generazione sarà al passo con i tempi e con le nuove tecniche innovative. Ma ci sono queste nuove generazioni che si avvicinano al mondo dell'agricoltura? Sì, ci sono perché la tecnologia attrae anche in questo senso. Certo, sono tutti figli di agricoltori, da fuori è difficile, però qualcuno ogni tanto si avvicina. Comunque questa nuova tecnologia che dà libertà di movimento, di vita, ecco, attrae ancora di più i ragazzi. Dopo gli anni '80 la formazione era stata un po' abbandonata, adesso invece è diventata una cosa essenziale. Senza di questa né il ricambio generazionale e né l'evoluzione dell'agricoltura sarà possibile. Lei è un decano della formazione, come li vede questi ragazzi che si avvicinano al mondo dell'agricoltura? Estremamente motivati, aperti all'innovazione, perché l'uso anche di tutti i media che fanno giornalmente li aiuta moltissimo e se tu gli proponi le cose in questa ottica loro dicono sempre sì e sono frequenti a partecipare. C'è la consapevolezza di sporcarsi le mani? Sì, ma non fa più così schifo come si dice come una volta. Quanti corsi organizzate? Sono parecchi, qui alla cooperativa fate un calcolo che sui 300-350 persone
ogni anno partecipano alle nostre attività di formazione, tra quella obbligatoria e quelle volontarie. Obbligatorie intendono i corsi di sicurezza, tutte queste cose qua, no? Ma la fetta più importante, diciamo così, più impegnativa, più sentita è quella della formazione volontaria. Lì veramente siamo al top, nel vero senso della parola. Proponiamo la formazione professionale, tra virgolette, ma gli proponiamo anche la faccenda culturale, che è molto importante, che loro chiedono. Perché questi ragazzi qua hanno fatto un percorso di scolastico, quasi tutti hanno un percorso scolastico, e vedono che sì, la tecnica la trovano ovunque, ma la cultura non la trovano ovunque. E qui invece noi gliela diamo. Quindi i valori che al di là della formazione tecnica voi vorreste trasmettere quali sono? Allora, innanzitutto l'identità, il non vergognarsi di essere agricoltore. Quindi la positività di essere agricoltore, di essere un giovane agricoltore, di essere alla pari degli altri, di saper leggere, cantare, ridere, scherzare e proporsi in attività come tutti gli altri. Michele, cosa ci hai preparato? Vi ho preparato 2 piatti con il nostro prodotto principe, il parmigiano reggiano. Uno a base di tosello, Lo voglio io. che sarebbe il parmigiano reggiano, la rifilatura della forma del giorno, che una volta era uno scarto, adesso invece è una cosa preziosissima, fatto arrosto alla piastra con un po' di guanciale croccante e cipolle caramellate col balsamico. Piatto della tradizione? Piatto della tradizione, però un attimino rivisitato nella tipo di cottura, che una volta si mangiava crudo come fosse una cicca, un chewing gum. Ah. Invece adesso fatto arrosto ha una consistenza più moderna, capito. diciamo. Più Ok? appetitosa. Più appetitosa. Il salato del guanciale col dolce della cipolla. E invece per Alessandro? E invece qua abbiamo pensato una rivisitazione del bevrè in vin, che sarebbero i cappelletti in brodo con un pochino di vino nella tazza, no? Il sorbier con il vino. Però quando c'è caldo e non vuoi bere il brodo, abbiamo messo il sapore del vino direttamente nel cappelletto, cuocendo il cappelletto nell'ambrusco mantovano, bello rosso, bello viola come vedi, e sotto una bella salsa di parmigiano reggiano, quindi super bilanciato anche nei sapori. Ovviamente una spruzzata di 40 mesi sopra alla fine, per dare un po' più di salato. Ale, 13-14 c'è questo evento, no? Questa festa dei caseifici in cui celebriamo il parmigiano reggiano. Ma finite le celebrazioni si può venire qua? Assolutamente, Bisogna qua vi aspettiamo qua, Bisogna essere concreti, vero? assolutamente. Io quasi quasi vi aspetto proprio qua, cioè non vado più via, vi aspetto qua, va bene? Ci vediamo il 13-14 qui a Pegognaga. Buon appetito, grazie Michele. Buon appetito. Ma lo vuoi anche a me dopo, non mangiare tutti.